Io voglio decisamente credere, me lo impongo di crederci, che la morte di Falcone sia un fatto così dirompente, così drammatico, che bandendo ogni sofisma, ogni ipocrisia, ogni situazione di compromesso, il potere politico riescono finalmente ad avere la forza di prendere una serie di decisioni ordinarie ma drastiche, perché i magistrati non debbano sempre lavorare quasi nonostante le norme. Talvolta alcune di esse sembrano fatte apposta soltanto per difficoltare il lavoro. Se non si pone rimedio a questa dicotomia fra molto che si conosce e poco che si riesce a condannare, altrimenti verrebbe quasi voglia di alzare le braccia.